Ma, comare, ripetiamoci i misteri che ci rinfrescano l'alma a tuo marito. Perché i misteri preghiere sono? Certo, quando si ripetono i misteri, stiamo dicendo le preghiere del morto. Che stai dicendo? I preghiere del morto sono i misteri. Senta a me, tu li sai? Li sai? Sì, li potrei sapere. Non li sai o li Li sai? sai. Allora, ripetiamo i misteri. Comincia tu, dai. Idraulico, muratore, meccanico. Che cosa sono queste cose? Come hai detto la mattina i mestieri, io te l'ho detto prima io, perché i mestieri preghiere sono. Sto parlando dei misteri, quelli importanti. Quelli importanti. Avanti, dai. Avvocato, ingegnere, Ma chi sta dicendo? dottocologo. Ma chi sta dicendo? I misteri della Chiesa! Ah, Oh! sagrestano, padre Paolo. Fatima, me lo racconti quando è morto tuo marito? Com'è stato? Quando hai salato? Quando hai salato? Quando hai salato? Ma non lo Quando so. hai salato? Quando hai salato? Stavo salando la pasta. Quando è morto il marito? E io non lo so come è morto. Come non lo sai? Ti devi... E qua, ecco, qua esce fuori la presenza scenica. Qua devi raccontare una storia triste ma convincente. Triste ma convincente. Fammi sentire. Dai, avanti. Inventa. Tuo marito? Triste, ma convincente. No! La storia. Raccontami. Tuo marito è morto? Come è morto tuo marito? Allora, niente, io con mare mi ho ritirato a casa. Io mi sono ritirato a casa. Con mare io mi ho ritirato a casa. Io mi sono ritirato a casa. Con vita chi sto morto, tu o io? Tu. E allora mi dici tu? Tu ti sei ritirato a casa. Io mi ho ritirato a casa, però poi si è ritirato pure lei. Entro e cercava mio marito. Certo. Io lo chiamava Come lo con la chiamavi? voce dolce come lo chiamavo ogni giorno. E me lo fai sentire? Arazio! Con la voce dolce? Ma Arazio non mi dava conto. Niente. Dissi se ne è dovuto andare a bevere alla taverna. Ai ai ai. Lascia che si ricoglie, Ai ai ai. ci levo tutti i guaretti Ai 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 ai. E tu l'hai chiamato di nuovo? di nuovo. Arazio! Ma Arazio niente. Ah, grazie, niente. A un certo punto entro nel garbenetto. Dove? Nel garbenetto. Garbenetto. In italiano. Gabinetto. È volgare, garbenetto mi pare meglio. Entro nel garbenetto vicino al Baterchiocchis. Vicino? Baterchiocchis. Water closet. Baterchiocchis. Lo vedo là, tutto teso teso. Teso teso? Stinnicchiato per terra così che mi diceva Fatima, chi mi sento l'ario. Maria santa. E io ci ho detto, ma tu veramente bello nella tua vita non c'hai stato mai. Faceva schifo E proprio. invece si sentiva Si male. sentiva male. Con Mario io mi ho cominciato a vociare. Dalle voci si è infiammato tutta la carota con Mario, tutta. Allora ho gridato e dissi, chiamate a qualcuno, ci sono buoni. Bellissimo, Chiamate a qualcuno. Allora hanno chiamato il medico ed è venuto il dottore, no? Chiamare un medico per il dottore. Allora a quel punto ci disse, signora chiama mio marito, me lo dice chiaro, il dottore chiama, dice signora non si preoccupa, suo marito è gravido. Gravido. Sì, nel senso dice che ha una malattia gravida, non si deve muovere, non deve parlare, non deve bere, non deve mangiare. Ci disse, dottore, ma niente deve fare così. mio marito, Cristiano mi niente scusa, da fare. E allora... Anzi, sa, per non farlo muovere lo leghiamo bene bene e l'ha attaccato con una cotta con mare che pareva sasizza, mio marito. Maria, pareva. meschino. Dice per Soffriva. sì, Soffriva. soffriva. Sì, soffriva. E per non farlo parlare ci mettiamo l'eucoplastico in bocca. Cioè? O sparatrappo, come si chiama? Sparaciappo. In bocca. Ci dice, dottore, ma per mangiare proprio intente ci devo dare? Niente. Se no, casomai ci dà un poco di latte per via anale. Ma io ci ho detto, mi scusa dottore, siccome io di questo quartiere non mi allontano mai, questa via anale dov'è? E invece sai che cos'era? No. Il cristerio!
Il cristiano. Il cristiano, ci dà un po' di latte per il cristiano. L'indomani mattina preparo E dove si mette questo cristiano? nel naso. Nel naso. E il vecchio si va per un buon ma se no va. Da dove si mette? Allora, a questo punto, l'indomani mattina sveglio a mio marito, preparo questo latte e ci infilo il beccuccio a mio marito, ci cala il latte a mio marito e lui non si poteva muovere, con la coperta comincia a fare e ci sta amore che è troppo caldo e lui amore che è troppo freddo e lui amore che è la qualità del latte che non ti piace e io, con la bocca e il cuscino si arriva a levare lo sparadrapo e mi fa Fatima, un zucchero di scoidaggio. Ogni qualvolta si avvicinava il periodo delle motte, anche perché è una cosa bellissima, no Antonella? Io non so se a Lugano voi avete questo tipo di... A Lugano avete motte a Lugano? No, non avete motte. Gli campano sempre che sono... No, i morti nel senso di questo senso, no? Di avere questo contatto con il caro estinto dall'aldilà. È molto bella come tipo di tradizione perché si ha la possibilità di pensare, non una cosa brutta, ma che dall'aldilà il nonno ti potesse portare un regalo, ti potesse portare la bicicletta. Io mi ricordo ogni anno, arrivato il 30 di ottobre, e ci faceva mio nonno ancora sano, vive e vegeto, nonno come stai? Ma nonno dice no, buono, nonnuzzo, stai buono? E diceva, ma sai, non si sa mai, in questo nonna, visto succede qualche cosa, eventualmente mi lascia una bicicletta. Il primo anno è andato bene, il secondo anno, quando io ma nonno, ma stai buono, è per davvero, ma nonno, quando passavo io, pare che passava gnatto euro, se toccava, buono stai, ora da accatto, io a spesa mia, non ti preoccupare. Però mi ricordo che poi quando c'era questa cosa bellissima dei motti, no? C'era un tripudio di botti, perché l'indomani si svegliava prestissimo. Era bella una cosa che era fino do mondo e si poteva andare a giocare con questi giocattoli, no? E c'era, come dicevo prima, un tripudio di botti, ma non di botte nel senso di fuochi o cose, no, di botte da coppa, perché, ti spiego una cosa mia cara Antonella, per le mamme siciliane, caccia su da de motte, tra su meno, giusto? Ci possono essere 40 gradi, no 40 gradi, c'è freddo. Mamma, ma come freddo? Sì, perché per poter andare a giocare, sopra letto c'era la maglielana. Ogni volta, mamma, ma c'è troppo cauro? No, il cauro di motte non è cauro, è freddo. Come è freddo? Mamma, ma da lei che sole che c'è? Sì, ma è un tipo di sole che non guarì. Allora, per poter andare a giocare, noi dovevamo mettere obbligatoriamente la maglielana. Maglia di lana, che non so se anche a Lugano voi dite così, no? Utilizzate, no? Perché era una... Noi abbiamo qui un'usanza, no? Praticamente la maglielana, come tutte le cose, era accattata in crescenza. Cosa significa in crescenza? In crescenza, ad esempio, dovevo comprare da bambino delle scarpe, avevo come numero di scarpe 35, mia mamma mi portava lì direttamente e dice, un piccino di 35, mi pigliasse in 37, come... Ma come 37, mamma? Perché non si sa mai, cresci, che era mostro. Quando nottata mi cuccava con 35, mi risvegliavo con 37. Io roba cattata in crescenza. Allora questa maglia di lana, gira, era una specie di Max Pull, no? Era un Max Pull. Mi partiva da qui, però pur di andare a giocare, era una cosa troppo bella, mi girava. Mi metteva fino a capare che c'era una specie di camera d'aria, no? di questa maniera. Le maniche, dopo anni che l'ogni gira, pare che c'era caddozzi zizza, tutta pare a girare, che era una cosa fantastica, era troppo bella. No? E allora, si scendeva in strada, troppo bello, tutto pare vestiti, tutto pare cowboy, ne sparavamo andate, perché avevamo tutte pare le stesse cose. Pistola a 150 coppe, una specie di cappello di catta, che prima c'era, un'altra ne scicavamo, quello che c'era, stava una specie di cucuzza accanto alla destra, però era bello, non ammazzavamo, ti viste, ne sparavamo come gli. Era una cosa molto bella, fin quando un giorno mio padre, un anno, è per fate che in siciliano un anno significa sia il padre di mio padre che l'anno dopo.
un anno, nel senso l'anno dopo, mio padre dice, ma che è sti piccini? Ci eravamo sempre di stesse cose. E allora ho avuto un'idea geniale. Ragazzi, vi giuro ancora, ci penso, è una cosa bellissima. L'anno mi ricordo, mi ha fatto un regalo alla fine del mondo, mi ha regalato il vestito di toro seduto. Bello. Ma bello, troppo bello. Io mi ricordo invece di spiegare i miei 7, mi spiegare 7 meno 4. Ma cominciai a provare sto vestito che era fino da mondo, c'era un copricapo che con tutte le dipinne pareva ignadurini, e mi tagliava in questa maniera. Era fino da mondo. C'è tutto coso fatto di pesi, mil pelle, una specie di imbelle, che una cosa. Poi ho dissotterrato l'ascia di guerra, cominciai a fare i miei segnali e scendevo prima di tutto alle 8 anni, alle 7 e mezza mi presentai. Hey! Solo che era l'unico indiano un danguattere cowboy. I coppa! A cominciare alle 7 e mezza di mattina e finendo verso l'11 sera. Si era sparsa la voce dall'altra quartiera. Oh, c'è un cretino viottolano che è vestito di indiano! I coppa! I coppa da impazzire! La sera verso l'11 e mezza, mezzanotte meno un quarto, perché non ce la facevano tutta per andare a coppa, se non mettere in mano da fondana, perché ci davano in mano. Verso l'11 e mezza mi portavano a usare una mappina a casa. Proprio di questa maniera, mi portavano davanti al portacato. Citofonano, grazie signor Storina, bello reale ne facevano, troppo bello. E l'anno dopo ho preteso un garrammato che è boom a mano vere. E che fai? La prego! Io, nei paesi c'è uno che ha un giardino di arance, sì. E che sono ogni giorno ci va a controllare l'asilo, sai? Perché ci tiene. Una volta ne trovavo uno già, l'ha chiamato sopra un albero. Cosa stava fruttando arance? Ah sì? Io pigliavo la scopetta, ci stava sparando per il signore, dice, perché me ne chiede non era. A questo dice, ci io di rete, signorina. Ci io di sutta, chiappao! Aranci! Aranci! Chiamami l'aranci. I mungivo ci disse così, e chi muto. Io distingevo più forte, parra così e nunca ti scippo. Aranci, e chi muto. Io stringevo con tutte le mani, a tenaglia, ci intorcionavo. Dimmi così perché ti stai ammazzando. E chi ci disse, lassimi, sogno Pippo. E io disse, Pippo, ma Pippo coi? E io disse, Pippo, muto. Ci aveva venuta la parola. E lei mi dice così. No, signorina. Senta, guardi. No. Mi lasci stare, guardi, io so soltanto che la vita fa schifo. Ma non ecco. fa schifo Sì, la sì, vita, invece. la prego, signora, lei in questo stato, la vita è bella, mi creda, Sì, guardi, vabbè. guardi che bella giornata, c'è il sole. C'è un sole? C'è un sole, due bestie dell'autore che fece un sketch, ci disse, ma io faccio di sera, come mai infatti. non posso dire c'è un sole? E io dice, no, fa poesia. Vabbè. Guardi, senti, ci sono gli uccellini, signorina, la vita è bella, gli uccellini che saltano, volano, squittiscono tra i rami. Scusi? Cosa fanno gli uccellini? Squittiscono tra i rami. Senta, e gli uccellini cinguettano. Certo, se uno si ci mette sotto, i palumi specialmente ci infettano tutte, le cascano da un uomo, da No, testa. no, ci infettano, cinguettano, guettano. Gli uccellini gu-gu. Sì, signore, fanno pio pio, va. Ma no tutti, e mio cugino Iaffia aveva un canario, lo stesso giorno che ho pigliato ci morse. Come mai? E c'era su mangimi, quello artificiale, gay igienico. Adesso che- Gay igienico, Gay- modificato. Transgenico. Trans, gay, guarda la stessa cosa, signorina. Oh, da ceduzzo, manco su mangiao, ta, e mosse, senza manco di ripio. Cioè, non sono tutte che dicono Senta, più. scusi, ma mi è che mi interessa dalla scelta di sto cucino affio. Certo, di affio non ci interessa, Io certo. soltanto che avevo 4 mesi che ci ha mangiato solo per la patria. Ma lei se lo doveva aspettare, signorina. Uno dice mancare la canzone, scusi. Quale can- Già noi abbiamo stati avvertiti Ma quando quale se ne va canzone? a patria. La canzone che dà dei fratelli. Qual è questa? Dei fratelli gemelli d'Italia. Non la conosco. Per la Fratelli d'Italia, la conosci? No. L'Italia si desta dell'elmo da scimmia. Se incinta ci arresta. Ma che sta La dicendo? canzone lo dice, signorina.
Io Senta, guardi. mi incinto, mi fanno Mi tenerezza. lasci stare, va, che lei non sa niente della mia vita. Poi lei è un uomo, lei non capisce niente perché voi uomini siete tutti quanti uguali. Non Mettete siamo nei uguali. guai le persone e Non ve ne siamo andate. uguali, signorina, io sono un padre di famiglia, sono maritato, sono, Ah, sono sì? una figlia, la prego. Ci sono uomini e uomini. Sì, va bene. Non è che la vita sono tutto come signor La Rosa, ci sono magari persone oneste, galantuomini. Signorina, secondo me lei si consuma un giorno con una munciuta, fucchita. Ma per una Sì, volta, non si per può- una volta, è grave, signori è miei. grave. Ma c'è gente che manca, c'è gente che gli fa magari infracidire. È vero? Ah no, Già, mia moglie li fa seccare, ha visto? E mi dicesti, sua figlia? li fa cascare in terra, basta guardarla. No, dico, sua figlia nella vita che fa? Sta cercando marito. No, Sì. no, non si nasconde. Lo non si so, ma io ce nasconde. l'hai trovare vivo o morto? No. A qualunque costo ce lo devo trovare. Ah, scusa, mia, la lasci stare, lei la non lo ragazza, sa, la c'è lasci stare. un'eredità che se non si marita se non resta. Ma vai, capace che prende il disgraziato, che fa, Magari si approfitta della ragazza, la mette incinta e poi... Perfetto! Perfetto, se la mette incinta già siamo a metà dell'opera. Ah, sì? Sì, Id forse. Ma che mi stai Sa, mi sta a dicendo? fallire come io. Anzi, questo tizio per favore, va. questo- No, non mutuamo questo tizio che questa è gente che non guarda in faccia a nessuno. Perfetto! Ma mia figlia non sa tagliare da faccia, non sa fare niente. Mi deve dare l'indirizzo, ma dare un numero di telefono di chi Ma sono. perciò lei vuole mettere a sua figlia nei guai come chi sono messa a mia Ma io mi mensaggiata? interessa che io sa marita, magari una settimana, poi divorzia, se non vanno d'accordo si lasciano. L'importante è che si marita così. Ma così, prendo- senza soldi? Glieli do i soldi, glieli do io perché io piglio un sacco di soldi del testamento, dell'eredità e una storia lunga poi c'ha Ma io dico, ma contento lei, io so soltanto che sono in mezzo ai guai. No, non ce la signorina, faccio più. aspetta, Samia, mi ascolti, guarda. Basta, io stupido me l'hai levare ora, No. gli tutto cose, mica Ma mi che interessa. gli no. Ehi, che cosa che è? Ma non, rimprovero! Non sa resigarsi che la rimprovero! Questo è un peccato davanti agli uomini, davanti a Dio! Che Che esagerazione! Che Ma anda sicilianità, mu facci! Ma io non sapevo. Da Sicilia iettolo per sport? Sì, senta, come si chiama lei? Litterio. Ecco, signor Litterio. Guardi che noi li esportavamo pure all'estero, Addirittura rimaniamo all'estero? Ah no? Ora però di meno, perché se le fanno portare da Marocco, dalla Spagna. Sì? Sì, ma sono nighi. Già nighi da Marocco? Niente, non sanno di niente. Che vuole mettere come che ne nasce ogni coccio bionde, sanguinelle, Di tutte niente, maniere, ma è un'altra di tutte cosa, maniere, è un'altra sì, cosa. Ma io non lo sapevo sto commercio. Basta. Non lo sapevo sto commercio io. Stupido me l'hai levare da sopra lo stomaco. No, O aspettate. stai tanto? Aspetta, signora, No, aspetta. io Signorina, tutto... aspettate, guarda, se la cosa va bene, quella di mia figlia del testamento, Eh. lei lo portasse avanti, che poi me ne prendo, mi piglio io. ma chi Sì, porta andiamo avanti? dai carabinieri, io me lo adotto io, ci penso io. Senta, se lo vuole se lo prende ora, perché io stai tanto, perciò ora, Perché? Il momento? ora è il momento. Un poco di acqua calda, si può venire? Un poco di acqua calda. Perché? Signorina, lei ora si deve distendere e deve respira e spingi, respira e spingi, respira e spingi, respira e spingi. Ci penso io, acqua calda, acqua calda. Signor Letterio, ma faccio tutte cose sulla sinistra, va! Ci pensa sulla? Sì, signor, che ci vuole un attimo? Guarda, tu sai, sì, è masco. Ma cosa vuoi? Mi piglio io, mi piglio io. Tenesse qua. Grazie. Ai ai. Chi è Sì. stato? Aranci nome principale. Che? Ma chi stai chi che abbiamo andato a panza? Sì. Ah, non era... A chi? Allora, chi tu che c'è chiamato in coda, lei? Ma poi che mi ha chiamato Chi in tu che coda? ha smenettiato? Ma poi che mi smettete? Oh, ma lei perché mi ha preso? Appena da penare. Disgraziato! 20 anni, ogni giorno la mia insegnante deve parlare come Dante Alighieri la lingua toscana, tutto il tempo. A 20 anni ero a Palermo, passeggiavo in via Libertà, fermo, oh no, ci siamo, ma tu dove sei? Che sto mi fa? Di Firenze. Se fammi sentire come parli in italiano. Chi c'è tra so bar? Me la compi una hola, ma come cazzo si parla? Mio padre, 20 anni, chi so manco sapere dire hola, e a ciò sa futtio Dante Alighieri, ma aveva la Sicilia, scusate, ma quando ci vuole, ci vuole.
Ti metto 3. Schifo. Musica. Dignità. Verginità. Castità. Aspetta. Arriva. Mamma. Palloncino, non è? La che dolce. Ada che un nego. Oglio. Zietta, come va? Stop! Allora che c'è su da secca si che fa? Oggi 5 secondi. Aiuto. 4 secondi. 6 secondi. Non mi sento molto bene. Buona! Buona! Io ti bacio! Ti metto 3. Musica. Vediamo. Castità! Bravo! Verginità! Dignità! Ora vediamo. Palloncino! Sta scoppiare! Palloncino! Lo rogno io perché... Oh ne! Non la usa così mai. Io lei!